Oggi è il giorno di Santa Candida. Il nome Candida deriva dal latino e significa naturalmente bianca smagliante. Il 20 settembre viene celebrata la Giornata internazionale dello sport universitario. Nata nel 2016 per volere della FISU, Federazione Internazionale degli Sport Universitari, rappresenta una celebrazione del sodalizio tra sport e studio universitario, a dimostrazione che il primo è una vera e propria palestra di vita, capace di migliorare le performance scolastiche e lavorative. Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano, nello sport come nella vita. Queste le parole del celebre atleta Pietro Mennea riguardo il ruolo dello sport nella quotidianità. Erano le 9 del mattino quando l'artiglieria dell'esercito italiano, con a capo il generale Raffaele Cadorna, riuscì ad aprirsi una breccia nelle mura di Roma vicino Porta Pia. L'evento fu fondamentale per completare l'unità d'Italia, decretando la caduta definitiva del potere temporale dei papi. Buon weekend ai 12 con Mercurio in Bilancia, che assicura una certa voglia di tornare a dialogare e a essere un po' più rispettosi tra le parti, nonostante ci sia una presa di coscienza di tutti quelli che sono i limiti delle relazioni nello zodiaco. Vediamo come se la cavano i 12 Ariete. Proprio Mercurio entra in opposizione ai vostri gradi zodiacali. Seppure i giochi sono fatti, le soddisfazioni sono state ottenute, oggi non sarete più bravi dello zodiaco con l'uso della parola, ma cercate comunque di sedarvi, anche perché per adesso volete stare un po' più in pace. Toro, perdete il trigono di Mercurio, un pianeta che non sempre si trova bene con la vostra natura zodiacale. Vi rimane la bellezza del trigono del Sole e questo weekend, a parte una buona dose di riposo, opterete per una più serena conduzione delle cose che privilegi comunque la famiglia. La luna in Vergine è in trigono e finalmente i sentimenti si fanno passione. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede una luna in quadratura che proprio sarà impietosa, proprio perché vi obbligherà a vedervi e vedervi anche nei vostri limiti o nei vostri difetti, a fare una telefonata che avete a lungo rimandata, a ricucire, a riprendere dei rapporti amicali che per voi comunque sono molto importanti. Cancro, la vostra giornata oggi vede di nuovo una luna amica, vede di nuovo una speranza, vede di nuovo evolvere e cambiare la vostra prospettiva in senso comunicativo. Finalmente trovate le parole giuste sia in amore e siete finalmente un po' più pacificati col lavoro. È un weekend che vi permette di staccare, godetevelo tutto. Leone, la vostra giornata oggi prevede una giornata volta un po' più alla presa di coscienza economica. Dovete capire quanto e come vi potete spingere in là, per cui cercate di fare un piano organizzativo che vi lasci più respiro e più margine d'azione. Vergine, per voi la luna entra in trigono e finalmente arrivano gli amici, arrivano comunque le persone del cuore, quelle affettive, quelle a cui non rinunciate mai. Oggi potete programmare una bella giornata con i vostri affetti di una vita. Bilancia, Mercurio nei vostri gradi sta assolutamente facendo un ottimo lavoro, smontando anche le opposizioni di un Saturno e di un Nettuno che si ostinano a volervi mettere in difficoltà, ma troverete il modo di riuscire ad avere ragione di tutte quelle che sono le difficoltà e trionfare. Un giro di telefonate e una rete di amici oggi sarà la vostra fortuna. Scorpione, per voi oggi la luna è amica e vi sospinge a cercare di nuovo la complicità corale degli amici e della socialità. Dovrete optare per una serata assolutamente piena e molto socievole e vedrete che avrete una sorpresa molto gradevole a fine giornata. Sagittario, la quadratura della luna oggi vi mette un po' in crisi, avreste bisogno di una maggiore presenza del partner, di sentire
che siete in due e che al vostro fianco c'è la persona che amate. Con qualche chiarimento otterrete questo. Capricorno, per voi la luna oggi in Trigone, finalmente le emozioni, come in un weekend magnifico che vi assenta dal lavoro, possono essere di nuovo fruibili e vissute. Cercate quindi di completare il vostro percorso cognitivo con gli affetti e con le emozioni e di fare pace con tutta una serie di ansie da prestazione che proprio vi tolgono dei punti. Acquario, la vostra giornata oggi è sempre più allietata dalla voglia comunicativa di un Mercurio che ripristina un po' le soddisfazioni sociali e lavorative. Oggi sentirete fortemente il bisogno sì di riposare in mattinata, ma anche di essere iperattivi di pomeriggio. Cosa combinerete? Pesci, la vostra giornata oggi vede la luna essere in opposizione, una luna che oggi vi fa sentire il bisogno di stare ritirati in casa nel vostro mondo e di non cedere troppo alle emozioni. Oggi avete bisogno di calma e di sentire l'abbraccio del partner. La senatrice Lina Merlin, partigiana e insegnante, fu la prima firmataria del testo. La legge che prese il suo nome entrò in vigore il 20 settembre del 1958, imponendo la chiusura delle case di tolleranza in Italia. L'obiettivo era quello di fermare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Sono sempre stata vivace e da piccola mi capitava spesso di ritrovarmi nei guai e sperare di non essere beccata dai miei genitori. In inglese si utilizza l'espressione high and dry. La traduzione letterale alto e secco non ci dice nulla. In realtà si usa per indicare quelle situazioni in cui non sai proprio come uscire fuori dai pasticci. Se fosse nato qualche decennio prima, forse l'America l'avrebbe scoperta lui. Anche Magellano, come Colombo, aveva la passione per il viaggio e la scoperta e grazie al supporto di Carlo V di Spagna, il 20 settembre del 1519 parte per raggiungere le favolose Isole delle Spezie. Partito con 5 navi e 237 uomini, Magellano riesce a completare l'impresa solo con vittoria, l'unica nave superstite e 18 sopravvissuti. La prima circumnavigazione della Terra è compiuta. Nel resoconto c'è tutto lo stupore per le scoperte avvenute. Nuove forme vegetali, animali mai visti e infine la scoperta più importante, la prova che la Terra è rotonda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un reticolato, ovvero servire allo scopo ma non ostruire la visuale. E anche la puntata di oggi finisce qui. Vi auguro un weekend all'insegna della scoperta dei posti meravigliosi della nostra amata Sicilia. Arrivederci e a domani dalla vostra Martina.